Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Naufragio del Bayesian a Palermo, si cerca Anna, l'ultima dispersa, la figlia 18enne del tycoon britannico Mike Lynch. Intanto emergono le prime verità dai racconti dei superstiti, come il tentativo delle vittime di salvarsi cambiando cabina. Una catena di errori umani alla base della tragedia, un'ipotesi che prende sempre più corpo mentre la Procura di Termini Imerese indaga, al momento contro ignoti, per naufragio, disastro, omicidio plurimo, lesioni. Appena inaugurata è già allagata, non c'è pace per gli automobilisti sulla A18, l'autostrada Messina-Catania. La galleria all'altezza di Letojanni non ha retto le prime piogge e sui social scoppiano le polemiche. La cenere dell'Etna diventa un caso politico, il ministro Musumeci mette in campo la protezione civile, ma il governo non autorizza lo stato d'emergenza, che avrebbe portato risorse economiche aggiuntive. A Catania prosegue la raccolta porta a porta. Vietati i souvenir di mafia. Agrigento dice no con una ordinanza ai gadget che fanno riferimento ai simboli della criminalità organizzata. Calcio per il Palermo, allenamento a porte aperte davanti a 6.000 supporter rosanero in attesa della gara con il Pisa di sabato sera. In Serie C, a 2 giorni dall'esordio in campionato, il Catania deve ancora completare la rosa. A Messina arrivano un portiere e un attaccante. Buonasera. Non è stata ancora ritrovata Anna, la figlia 18enne del magnate Mike Lynch, unica dispersa nella tragedia del Bayesian, affondato all'alba di lunedì nelle acque di Porticello, nel Palermitano. Concluse le ricerche, verranno disposte le autopsie. Intanto pare che lo stesso Lynch volesse vendere il veliero. Simona Mazzone. Manca ancora all'appello nella lista dei dispersi solo Anna, la figlia 18enne di Mike Lynch, il cui corpo, il quinto ritrovato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, è stato recuperato all'interno del Bayesian, lo yacht di proprietà del magnate britannico affondato all'alba di lunedì davanti a Porticello nel Palermitano. Manca solo lei per chiudere il capitolo dei dispersi. Le ricerche proseguono senza tregua in quella che è stata definita una piccola Concordia, l'imbarcazione colata a picco che si trova a quasi 50 metri di profondità. Erano nelle cabine, nascosti dietro materasse e suppellettili di ogni tipo, i corpi di Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, della moglie Annie Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della consorte Nada, i primi 4 ad essere stati recuperati mercoledì. Poi è toccato a Lynch l'indomani. Adesso si attende la conclusione delle ricerche, poi verranno disposte dalla Procura di Termini Imerese le autopsie sui corpi all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Questi sono esami irripetibili e dunque tutte le persone interessate alle indagini, sia presunti responsabili di reati che i familiari delle vittime, saranno avvisate e messe in condizione di assistere personalmente o attraverso propri legali e consulenti esperti. Intanto spuntano fuori teorie e storie attorno alla vita privata di chi si trovava sul mega yacht. Ad esempio, nelle ultime ore si è saputo che Lynch voleva vendere il veliero, ma ha cambiato idea dopo la sua assoluzione negli USA a giugno in un processo penale per frode, come riporta il sito del Daily Telegraph. L'intenzione era trascorrere l'estate a bordo della barca e poi magari venderla in autunno. Intanto proseguono le indagini e si indirizzano sempre più verso una drammatica catena di errori umani. Le immagini girate in profondità dai sub dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto danno già un primo quadro. Tecnici in attesa del recupero della scatola nera. Maglio viola. Naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni. Sono le ipotesi su cui indaga la Procura di Termini Imerese, che ha formalizzato i reati ascritti, attualmente contro ignoti, per il naufragio del Bayesian, il veliero di lusso colato a picco a Porticello, causando la morte di 7 persone. Prende sempre più corpo l'ipotesi in base alla quale l'incidente sarebbe stato causato da una presunta catena di errori umani. La deriva mobile parzialmente alzata potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella minore stabilità dello scafo e nel conseguente
conseguente rapido inabissamento della nave, insieme ad alcuni portelloni aperti che avrebbero imbarcato una grande quantità d'acqua in poco tempo. E ancora i motori spenti e il mancato funzionamento del sistema che avrebbe sigillato i boccaporti e gli accessi del veliero. Risposte decisive potrebbero venire inoltre dal recupero dell'imbarcazione e della scatola nera. Intanto gli inquirenti si basano sulle testimonianze raccolte e sulle immagini dello scafo inabissato riprese dal ROV, il robot sottomarino già utilizzato in altri disastri, come quello dell'APTR della compagnia tunisina Tuninter, finito in mare davanti alle coste di Capogallo il 6 agosto del 2005. Il comandante neozelandese James Catfield avrebbe detto in ospedale che non si sarebbe accorto dell'arrivo della tempesta. Anche questa una cosa da capire meglio. Gli 007 inglesi e gli ispettori navali britannici non attribuiranno colpe, ma stileranno una loro relazione che servirà anche nella inevitabile causa legale che seguirà nel Regno Unito per stabilire chi dovrà risarcire i danni fra le tante assicurazioni coinvolte. Gli interessi sono enormi sia per i patrimoni delle famiglie che per tanti altri motivi. Basti pensare che soltanto il veliero era assicurato per 2 miliardi. Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Catania dalla polizia per aver minacciato e aggredito la moglie e gli stessi poliziotti di una volante intervenuti dopo che la donna ha dato l'allarme. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. A Messina invece un uomo è stato arrestato con l'accusa di tentativo di omicidio. A luglio scorso avrebbe costretto una ragazza durante uno spettacolo in Piazza Duomo ad andare nella sua casa dove poi ha tentato di strangolarla. Secondo gli investigatori era morbosamente attratto dalla vittima senza essere ricambiato. Dopo 9 anni di lavori, a pochi giorni dalla sua riapertura e dalla inaugurazione, la galleria autostradale di Letojanni è già allagata. A seguito delle prime piogge, la galleria sulla A18 Messina-Catania torna ad essere un problema per gli automobilisti. Il Codacons presenta un esposto. Emanuela Corsi. Ci sono voluti quasi 9 anni per restituire agli utenti il tratto della A18 Messina-Catania, chiuso nel 2015 all'altezza di Letojanni a seguito di una frana che ha invaso completamente la carreggiata. Una gioia però durata poco. Le prime piogge degli ultimi giorni hanno infatti causato allagamenti nella galleria autostradale, provocando forti rallentamenti al traffico e bloccando per ore gli automobilisti in file chilometriche. Incredulità e rabbia, ma anche ironia sui social da parte di molti utenti che hanno postato i video della paradossale situazione per un'opera inaugurata in pompa magna dal presidente della regione Schifani solo poche settimane fa. Sulla vicenda vuole vederci chiaro anche il Codacons, che ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Messina. Cominciano le prime piogge e si allaga la Messina-Catania. Il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Messina per accertare le responsabilità e verificare chi ha causato i danni a tutti i cittadini. Stessa situazione, anche se meno paradossale, è accaduta nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo di Sicilia, che serve anche i comuni di Calatabiano e Mascali, reso impercorribile dalle piogge. Il presidente del Consiglio di Fiumefreddo ha quindi scritto al Consorzio Autostrade e all'assessorato regionale delle infrastrutture per segnalare le criticità e chiedere interventi urgenti. Lo svincolo autostrada di Fiumefreddo viene utilizzato ogni giorno da migliaia di persone che si recano al lavoro, serve tutti i paesi pedemontani attraversati dalla strada statale 120 ed è utilizzato da migliaia di turisti che raggiungono la fascia etnea e che raggiungono la spiaggia di Marina di Cottone e di Fondaghello. Non può essere che nel 2024 questo rappresenti una trappola per chi deve entrare o uscire dallo stesso. Non solo allagamenti, ma anche illuminazione carente, muri perimetrali fatiscenti e presenza di calcinacci sulla sede stradale che collega i caselli alla strada statale 120. Prosegue la raccolta di cenere vulcanica, di cenere lavica nelle varie zone della città di Catania. Intanto, il giorno dopo la firma del decreto da parte del ministro Musumeci, ci si chiede come gestire eventi di questo tipo che non possono più essere chiamati emergenziali. Marco Carli. Catania e la pulizia della cenere, va ancora avanti il piano di raccolta, notte e giorno. Gema ha effettuato lo spazzamento meccanizzato nelle vie Ingegnere, ma anche in via Calatabiano e in altre zone della città etnea come in via Randazzo. Sulle vie Piedimonte e Bronte non è stato possibile intervenire a causa del mancato rispetto del divieto di sosta. Un lavoro che prevede, in sinergia con le ditte Ecocar e Supereco, uno stretto cronoprogramma anche nei prossimi giorni. La raccolta porta a porta verrà effettuata per le prossime 4 settimane e mercoledì sarà il prossimo giorno utile per
conferire i sacchetti davanti alle proprie abitazioni, mentre nei 4 punti mobili di raccolta cenere gestiti da Gema Spa i cittadini possono conferire i propri sacchetti di cenere vulcanica dalle 9 alle 16. Intanto la notizia delle ore scorse è la firma da parte del ministro Musumeci del decreto per disporre lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della regione siciliana per la recente caduta della cenere vulcanica sui versanti dell'Etna. Accolto con soddisfazione dal presidente Schifani, sull'argomento è intervenuto anche il sindaco trantino. I costi che in qualche modo devono essere ristorati perché i comuni non hanno la forza per provvedere autonomamente al pagamento di queste spese. Il Codacons ha lamentato il fatto che la mancata dichiarazione dello stato di emergenza indichi una scarsa attenzione per le popolazioni interessate. Di certo bisogna capire come gestire in futuro questi eventi. Non possono più essere definiti emergenziali, sono eventi ciclici, sono eventi che pertanto impongono un contrasto di natura strutturale. Io vado avanti su questa strada che ovviamente sottoporrò poi a tutti i colleghi dei paesi etnei, perché io ho sempre in testa la dirigenza del buon padre di famiglia. Rimaniamo a Catania, divieto di balneazioni per inquinamento in 2 tratti della playa di Catania disposto dal sindaco trantino. L'azienda sanitaria provinciale di Catania ha certificato che i campioni di acque di balneazione prelevati rispettivamente nel tratto di mare antistante la foce del torrente Forcile e nel tratto di mare antistante la foce del torrente Arci presentano valori di Escherichia coli ed enterococchi eccedenti i limiti consentiti dalla vigente normativa. Già domani mattina verranno affissi i cartelli con i divieti di balneazione. Catturato dagli agenti della Polizia Municipale il cane che ieri nella zona del Forum di Palermo ha azzannato un ragazzo. Si tratta dell'ennesima aggressione nel giro di poche ore. Questa mattina la Polizia Municipale si è recata nella zona per acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire all'eventuale proprietario. Andiamo a Siracusa, numerose le segnalazioni alla nostra linea WhatsApp per denunciare le condizioni in cui versa il parco di Bosco Minniti a Siracusa, appunto. I fruitori qui rubano tutto per comprare la droga. Francesco Loi. Abbandonato a se stesso. Questo è. Il parco di Bosco Minniti è dedicato alle vittime della mafia, ma per loro più che un onore è un'offesa. Sì, perché è tutto nel degrado. Le segnalazioni oggi ci portano qui. Potremmo ribattezzarlo il parco del degrado. Sì, effettivamente sarebbe appropriato chiamarlo così, perché il parco da tanto tempo è sempre peggio. Scompaiono tutte cose. Dell'area gioco per i più piccoli resta questo, lo scivolo distrutto, ma i vandali hanno colpito anche le altalene. Poi a 2 passi ci sono i bagni, o almeno dovrebbero esserci. Mancano i sanitari, probabilmente rubati, rifiuti, pezzi di vetro e vestiti. Qui addirittura qualcuno ha acceso il fuoco. Ed è un posto lontano da occhi indiscreti dove c'è anche chi viene a drogarsi. Non c'è nessun controllo, mi allenavo sempre con gli altri tranquillamente, ad un tratto non vedo più gli attrezzi, non mi posso allenare bene, non ci posso allenare più, addirittura si sono rubati pure le tribune, perché se le vendono a ferro per comprarsi la droga, la cocaina, è impressionante. Un parco, il più grande di Siracusa, dove a perdere anche lo sport. Il tenso statico non c'è più, i campi da gioco abbandonati. Questi paletti in ferro sono un pericolo per tutti. E poi ci sono le fioriere diventate pattumiere. E pensare che qui il sindaco aveva festeggiato la sua prima elezione. Voleva riqualificare il parco e questo è il risultato. Una rissa è scoppiata nel carcere minorile Malaspina di Palermo, lo fa sapere Paolo Lacorte, segretario del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria. Diversi i contusi e i feriti. Guide turistiche picchiate dai bulli alle gole dell'Alcantara. 9 palermitani denunciati dai carabinieri. Gli indagati, dopo aver noleggiato dei quad per un'escursione, li hanno utilizzati come veicoli come macchine da autoscontro, creando disagio e pericolo anche agli altri turisti. Al momento della riconsegna dei mezzi, le 2 guide turistiche addette al controllo hanno contestato agli utilizzatori i danni riportati dai quad e sono state aggredite e colpite con calci, pugni e persino colpi di casco, non solo dagli escursionisti ma anche dai parenti e amici presenti nel parcheggio.
Ad Agrigento vietata la vendita di souvenir che inneggiano alla mafia. Lo ha deciso il sindaco Miccichè con una ordinanza. Vigileremo, multeremo e sequestreremo. Questa è una cultura che non ci appartiene. Veronica Barbarino. Agrigento, capitale della cultura ma non della mafia. Il sindaco della città dei Templi, Francesco Miccichè, ha vietato, adottando un'apposita ordinanza, la vendita di souvenir e gadget contenenti riferimenti alla criminalità organizzata. Nella Sicilia dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino, alcune attività commerciali continuano infatti ancora ad esporre souvenir che strizzano l'occhio a una sorta di esaltazione della mafia. Oggetti per i turisti che ritraggono il classico siciliano vestito in nero con la coppola e la lupara con tanto di scritto a un mafioso. La vendita di questi prodotti nel territorio mortifica tutti coloro che da anni sono impegnati nella diffusione della cultura della legalità. Mi sembra mortificare Agrigento e la Sicilia intera. Noi stiamo combattendo, stiamo lottando per la legalità. Stiamo lavorando sulla cultura della legalità. Agrigento sarà capitale italiana della cultura del 2025, ma per cultura si intende a 360 gradi tutto. Dopo la diffusione della notizia sull'emissione dell'ordinanza, nel giro di poche ore alcuni commercianti hanno ritirato i gadget e i souvenir incriminati. I vigili urbani andranno nelle varie attività commerciali di vendita di souvenir e gadget per andare a controllare. Mi sembra importante inculcare anche una specie di educazione. Anche grazie a queste azioni di tutela dell'immagine dell'isola, un vento di cambiamento sta soffiando. Infatti, molti turisti non richiedono più questa tipologia di souvenir. I soggetti che riguardano questo genere di souvenir non ne abbiamo, perché non sono più richiesti da chi viene e cerca i souvenir. Sono passati di moda. Mi fa piacere perché si vede sta cambiando la mentalità. Non siamo più associati a quel tipo di cultura che ci rappresentava come siciliani mafiosi. Siamo alla musica. Saranno nel segno di Pino Daniele i due concerti siciliani di Nello Daniele, fratello del grande artista scomparso, che suonerà accompagnato da una storica band partenopea. A Noto e Zafferana Etnea i due appuntamenti. Roberto Lunghi. Napoli è mille culture. Napoli è mille paure. I 1000 colori di Napulè e di molte canzoni di Pino Daniele saranno parte dei concerti siciliani del fratello Nello Daniele, anima mediterranea e chitarra quasi come compagna di vita, pronto a un tour con i musicisti storici del fratello. Il 28 agosto il Teatro Noto d'Estate, Collegio dei Gesuiti di Noto, e il 29 l'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana saranno i suggestivi teatri a cielo aperto del tour Che ce resta, titolo del nuovo lavoro preceduto dal singolo Acqua salata. Acqua salata mo, portaci il sole, portaci il sole. L'acqua salata che cicatrizza le nostre ferite, quindi è una contaminazione tutta mediterranea tra il jazz, il blues, il funky, e c'è un po' di tutto, e poi raccontando anche oltre le mie canzoni la mia famiglia. Con Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo alle tastiere, Marco Zurzola al sax, Claudio Romano alla batteria, si rivivranno i suoni delle canzoni di Pino Daniele e dei nuovi brani di Nello attraverso l'amore, il talento e l'anima di questo sensibile artista partenopeo, capace di innovare e creare musica che, pur rimanendo fedele alle radici napoletane, sa guardare al futuro. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo con il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport e il calcio, allenamento a porte aperte per il Palermo che davanti a 6.000 tifosi ha lavorato in vista della trasferta a Pisa. Sul mercato vicino Sirigu e il difensore polacco Vietesca. Sentiamo Marco Gullà. Anche noi lo vogliamo tutti! Ale, 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 Rosa!
E idillio fu tra l'allenatore del Palermo Alessio Dionisi e i tifosi rosanero, un coro lanciato sotto la curva al termine dell'allenamento a porte aperte al Barbera, 6.000 spettatori presenti ed entusiasmo alla presentazione della squadra. Il Palermo prepara la trasferta di sabato a Pisa, altra partita dal coefficiente di difficoltà molto alto. Dionisi chiede ai suoi una prova gagliarda diametralmente opposta a quella offerta a Brescia. Mercato, Salvatore Sirigu è ormai ad un passo dal ritorno in rosanero, manca solo qualche dettaglio da limare. Per la difesa piace Wietesca del Cagliari, duttile difensore polacco, trattativa in fase avanzata, l'ufficialità potrebbe arrivare a breve. Piace anche un altro ex, João Pedro, ma è duello con la Salernitana. Calciomercato e campionato. Il Catania è la prima a scendere in campo, ma i lavori sono in corso per completare la rosa. In casa a Messina arrivano un portiere e un attaccante. Marco Carli. Si avvicina l'avvio di campionato per la Serie C. La prima squadra a scendere in campo è il Catania, che sabato è atteso dal Sorrento a Potenza. I giocatori hanno mostrato segnali importanti, qualità di carattere che hanno consentito di superare il turno di Coppa col Crotone. Una squadra di combattenti che però va completata, come risaputo, i 4, Montalto, Jimenez, Lunetta e Guglielmotti, che già si allenano, più una rida di nomi che emergono come sempre negli ultimi giorni di trattative aperte fino al 30 di agosto. Di certo la questione legata alla rosa da sfoltire resta prioritaria. Il nome sicuro è quello di Buà. Quando il giocatore ha parlato con Faggiano ha espresso il desiderio di andare a giocare in B e questo avverrà, andrà alla Carrarese, possibile anche una percentuale sulla futura rivendita. Fra gli altri che non fanno parte del progetto ci sono giocatori che vogliono aspettare fino agli ultimi giorni per cambiare squadra e magari provare a tenere la società col fiato sospeso, ma bisogna vedere quale sarà appunto la decisione del club, che potrebbe anche esercitare il pugno duro e tenere i giocatori sotto contratto ma senza farli giocare. Insomma, mercato non facile a cui Faggiano sta provando a dare il senso giusto per il Catania. In casa Messina, accordo fatto con il Frosinone per Luciani, che torna e farà la prima punta. Krapica, se il nuovo portiere arriva dal Cerignola, rimane in bilico la posizione di Franco, che interessa sempre al Picerno, mentre potrebbe tornare l'esterno d'attacco Rosafio. Messina in casa col Potenza domenica. Il Trapani ha intensificato la preparazione in vista dell'esordio lunedì sera a Foggia. Sempre attenzione al mercato da parte della società, che ha ufficializzato l'ingaggio del difensore di fascia Federico Vaglietti, di proprietà del Genoa, dal quale è stato prelevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Il TG finisce qui, da parte mia è tutto, un buon proseguimento di serata, da parte mia e dei tecnici della regia. Arrivederci.